Umberto Lorenzoni. Ringrazio Umberto perché è stato uno dei primi a sottoscrivere l'appello e lo prego di essere molto stringato perché poi Laura, io vorrei innanzitutto ringraziarti. Sapevo che eri brava e te l'ho sempre detto, ma questa sera tu hai inquadrato il problema del Veneto in maniera perfetta. Sei brava, ti abbiamo sempre appoggiato come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Attenzione, Associazione Nazionale Partigiani, non ANI, Associazione Nazionale per l'Italia, che quella è un'altra cosa. E ti appoggeremo ancora. Ti appoggeremo ancora perché lo meriti. Sei non un cavallo, sei una carta che tutta la sinistra della provincia di Treviso ha la fortuna di poter giocare in questa campagna elettorale che si presenta difficile, ma che non è detto che non la vinciamo. Tu questa sera hai messo in tavola un programma che è dirompente, perché i cittadini veneti non hanno mai sentito parlare di cose serie, di cose concrete. Siamo in assenza da 15 anni di politica vera. Quindi avrai tutto il nostro appoggio, incondizionato. E non mi dilungo su niente. Voglio soltanto richiamare l'attenzione di questa assemblea sul fatto che la vittoria per la candidatura di Laura Puppato non è ancora vinta. Non è ancora vinta. E dispiace dirlo, io lo dico con molto dispiacere. Vedere il partito più grosso della opposizione in Italia che è ancora tentennante. Un partito che non sa ancora che cosa scegliere davanti a determinate cose. Sembra che siano colpiti, io lo dico così, da un masochismo compulsivo. Si vogliono fare del male. Stiamo ricorrendo quel pennellone di Casini che ha fatto il portaborse del CAF, che ha ancora il coraggio, non dimentichiamolo, amici, che era presidente della Camera dei Deputati, quando ha messo nel calendario della Camera dei Deputati la legge elettorale con la quale una piccola oligarchia di comandanti di Roma hanno indicato e fatto eleggere 915 deputati del Parlamento italiano, che in questa maniera non conta più niente, perché rispondono soltanto a chi li ha fatti eleggere. Non dimentichiamo che questo personaggio si permette di dire l'altro ieri: vedremo come andrà a finire in Puglia e poi giudicheremo. Ma noi, il Partito Democratico, si mette sotto scopa di Casini? Deve essere esaminato da Casini? Lasciamo perdere, non vado oltre perché altrimenti so che ad un certo momento direi cose troppo pesanti e non le voglio dire, perché aspetto a dirle pesanti dopo lunedì, quando non avranno messo candidata la Laura, perché a quel punto io non ho la tessera del PD in tasca e quindi sono liberissimo di fare quello che voglio dopo. Vorrei a questo punto, e l'ho già detto questo, l'ho già detto anche al segretario e al coordinatore della provincia di Treviso, io mi auguro, spero soltanto, che questi personaggi che hanno il culo di pietra, che ad un certo momento guardano soltanto, l'ha detto qualcuno prima, il piccolo interesse, e si lasciano bruciare occasioni come quelli di Laura, che esprime una politica diversa. Perché l'Ampi appoggia la Laura? Perché la Laura impersonifica lo spirito della resistenza ed è un elemento che sa difendere la Costituzione italiana,
sa difenderla non attraverso le cartucce di Violante, ma sa difenderla perché crede nei valori fondamentali della Costituzione italiana. Per questo la difendiamo e vogliamo portarla avanti. Io spero soltanto, ripeto, che presto venga la notizia che la Laura sia candidata di tutta la sinistra e anche di tutti quelli che vogliono. Noi non chiudiamo le porte a nessuno, però che non vengano ad insegnarci qual è la democrazia, che a un certo momento la democrazia la sappiamo qual è. Vogliamo sperare che entro lunedì, è lunedì che dovete decidere o più avanti, non si sa, facciano presto però, facciano presto, perché a un certo momento bisogna anche farla la campagna elettorale, non soltanto dirla. Grazie. Quindi speriamo che ti eleggano, speriamo che tu sia la candidata e credimi Laura che se ci mettiamo tutti di buona volontà, con quegli argomenti che hai tirato fuori, con quel programma che hai tirato fuori, non è detto che riusciamo a fare cappotto della cosa. Grazie. Non mi ha detto niente. Grazie Umberto.